Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. In centinaia già dalle prime ore le persone in fila davanti alla chiesa di San Giovanni Calabria alla Lamezia Terme per rendere l'ultimo saluto ai 7 ciclisti travolti ed uccisi domenica sulla statale 18 per un sorpasso azzardato. La chiesa è stata aperta tutta la notte ed il flusso di gente non si è mai interrotto. Lutto cittadino stamani nel giorno dei funerali collettivi celebrati dal vescovo Luigi Cantafora e una folla commossa che ha reso omaggio agli sfortunati cicloamatori. Su proposta dell'assessore alla cultura Mario Caligiuri è stato approvato un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione sull'impiego dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la costituzione di un comitato per l'elaborazione del programma degli eventi in vista della visita in Calabria del Santo Padre, prevista per il mese di ottobre del prossimo anno. Queste due delle decisioni prese dalla Giunta regionale riunitasi ieri, presieduta dalla vicepresidente Antonella Stasi. Dopo aver tolto il blocco della strada che conduce alla discarica di Bucita a Rossano, sono stati annunciati dei lavori a Pianopoli per arrivare alla riapertura del sito. Per concretizzare questa possibilità, ieri una delegazione guidata dalla vicepresidente Antonella Stasi e dal subcommissario regionale ai rifiuti Francesco Pugliano si sono recati alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme manifestando la criticità della situazione. L'ufficio del commissario sarebbe disposto a farsi carico dei lavori, ma nessuna intesa ancora è stata raggiunta con la società Daneco. Torna in libertà Pasquale Insitari, a cui in appello è stata dimezzata la pena a 3 anni e 4 mesi. Assolti Domenico Rugolo e Domenico Romeo con la conseguente revoca della confisca dei beni, gli altri 2 imputati del processo Saline, aperto dopo un'inchiesta della DDA del 7 maggio 2008 sulle cosche della piana di Gioia Tauro. Insitari, imprenditore di Rizziconi ed ex consigliere provinciale del CCD, è stato assolto solo dal capo di imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte ha inoltre ordinato la liberazione dell'imputato che si trovava ai domiciliari. Al Musmi e al Marca di Catanzaro è stato assegnato il marchio di qualità dei musei. Per le 2 strutture della provincia di Catanzaro è arrivato questo importante riconoscimento, ottenuto in base agli standard nazionali stabiliti dall'Istituto Nazionale Ricerche Statistiche, che ha selezionato proprio i musei più meritevoli. A ritirare il riconoscimento nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro il presidente della provincia Vanda Ferro. L'obiettivo adesso è fare in modo che anche altre strutture che per poco non sono riuscite a raggiungere il traguardo possano farlo il prossimo anno. È stata inaugurata a Crotone l'iniziativa Maste in Mostra, una sorta di mercato artistico artigianale dedicato alle donne, che hanno così l'opportunità di esporre i loro manufatti. La mostra è stata allestita nel Palazzo Berlingeri, in pieno centro storico, in un contesto che mira a favorire l'arte della manualità, a riscoprire le antiche arti come la tessitura e il ricamo, e non mancano sperimentazioni artistiche realizzate utilizzando materiale riciclato. Ospite d'onore il sindaco di Isola Caporizzuto Caterina Girasole, che ha raccontato ai presenti la sua esperienza di amministratore in un territorio difficile. Cambio ai vertici provinciali della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Nicodemo Podella è il nuovo presidente e prende il posto di Franco Barretta. Subito dopo l'elezione del presidente e della giunta si è svolto un convegno dal titolo «Quali prospettive di sviluppo per l'agricoltura crotonese?». Presente il presidente nazionale Giuseppe Politi e il regionale Mauro Dacri, il direttore Rossana Zambelli. Ha concluso i lavori lo stesso Podella.